Benvenuti a tutti ad un altro incontro e a vedere un'altra faccia del magnifico poliedro della vita, delle vocazioni, della storia che ci circonda e che oggi ci presenta una sorella delle religiose del Santo Volto che si trovano a San Fior. Seguono il carisma e la figura della Beata Maria Pia Mastena, nata alla fine del 1800 nel Veronese. Poi, per diverse vicissitudini, se desiderate leggere la sua storia potete trovarla facilmente in internet, Maria Pia passò dalla clausura ad una vita attiva più vicina fisicamente ai poveri e poi a San Fior iniziò proprio il suo servizio radunando attorno a sé le prime sorelle intorno agli anni 30 del secolo scorso. Anche per la vita consacrata ascoltiamo alcune parole di Papa Francesco che dice: la vita consacrata, ad esempio, che fa della professione dei consigli evangelici il nodo portante che dà forma alla vita, ne annuncia la ricchezza per la vita di ciascuno. Castità, povertà e obbedienza, infatti, sono il modo di vivere di Cristo, riguardano ciascun battezzato e sono annuncio di vita piena per ogni uomo. Ecco, oggi ascolteremo dalla viva voce di Suor Aloisia d'Albò, che sulla scia di una testimone come la Beata Maria Pia Mastena e il Messaggio di Cristo ha fondato e ha donato la sua vita. Mi chiamo Suor Aloisia d'Albò, sono religiosa del Santo Volto di San Fior e da 31 anni missionaria in Indonesia, nell'isola di Flores. È interessante ogni tanto ritornare alle radici della propria chiamata, rivivere le emozioni, i sentimenti e tutte le lotte interiori prima di arrivare a dire quel sì definitivo. Ero una ragazza normale, una ragazza dei miei tempi, piena di giovialità e di voglia di fare, di vivere. Però nella mia vita ad un certo momento entrò il dolore, la sofferenza e la morte ed è partito tutto da lì. Chi può dire che la morte, la sofferenza è l'inizio di una nuova vita, di una nuova realtà? Per me è stato così. Ho incominciato a partecipare all'azione cattolica, ai ritiri, ed è stato proprio durante un ritiro avvenuto nella cappella vescovile di Vittorio Veneto il luogo della mia decisione. Era l'ultima sera, sola al buio, nella cappellina, mentre le mie compagne facevano le prove di canto per la messa del giorno seguente. Continuavo a sentire il ripetere di un ritornello: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anch'io quella notte, quella sera, nel buio di quella cappellina, l'ho scelto e ho detto il mio sì. Nel frattempo mi sono lasciata guidare da una sorella suora del Santo Volto, la quale aveva capito tutto il dramma del mio cuore e della mia anima. Per me è sempre stata una guida e ancor più una testimone per l'amore che portava verso i giovani. Quanti alti e bassi durante la formazione, ma il Signore era il mio pastore, mi portava sempre ad acque tranquille. Dopo i voti perpetui avvenuti nel 1972, ho iniziato a insegnare nelle scuole statali, scuole elementari, dove ho insegnato per 20 anni. Intanto nel pomeriggio avevo l'animazione dell'azione cattolica dei gruppi missionari ed è lì la vocazione nella vocazione mi portava nel 1991 a Flores
ad aprire la prima missione delle Suore del Santo Volto. A Flores, povera con i poveri, trovo ancora la forza per continuare a rispondere il mio sì a colui che mi ha scelta, mi ha chiamata. A volte mi trovo in situazioni difficili da accettare, le varie facce del poliedro di cui si fonda tutta la realtà indonesiana. Nasce dentro la rabbia, vorresti cambiare cose, eventi, ma poi devi abbassare la testa, accettare, convincerti che non puoi fare nulla. Non è il tuo potere, è della pazienza. Parlare poi della vocazione religiosa senza parlare delle vocazioni, delle altre vocazioni. Mi viene in mente i miei genitori che si facevano a pezzi per un pezzo di pane e personalmente ho sempre ammirato i genitori che anche oggi si impegnano, sono fedeli, vanno controcorrente e non si lasciano trasportare da quel sì, ma tutto va così. Li ammiro perché sono fedeli, sono costanti, sono capaci di dialogo, di ascolto con i loro figli. Sanno essere solidali, si sporcano le mani, sono aperti all'accoglienza. Ammiro poi i giovani, la loro giovinezza, i loro sogni, la loro speranza. Sanno vivere su un progetto che da soli tracciano, non si lasciano travolgere dalla massa, capaci di sconvolgere il mondo e la Chiesa, ma si fa fatica a capire le loro intenzioni, ciò che bolle dentro, le loro difficoltà, così che ogni giorno siamo a conoscenza di episodi di violenza e di morte. Non ho nulla da offrire alla Chiesa, perché mi sono fatta Chiesa con la mia vita, laddove opero, laddove cerco di dare testimonianza, portare fedeltà, evangelizzazione. E la mia offerta giornaliera alla Chiesa, la Chiesa universale, che sogno, come dice Papa Francesco, una Chiesa in uscita. Da tutti i chiamati, in forza del battesimo, spero e mi attendo un continuo progettarsi per un sistema più giusto, per un mondo dalle mani pulite. Sogno una Chiesa che sia un meraviglioso poliedro, perché la varietà arricchisce, costruisce, la rende inda, cioè bella e variopinta. Possa il volto di Gesù illuminare ogni vocazione, la nostra vita e benedica.